Quali sono le città in cui si vive meglio? Non certamente Agrigento, che dalla classifica pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore ne esce impietosamente, riportando un 96esimo posto e arretrando in un sol colpo di ben 6 posizioni. Un primato negativo che la dice lunga sulla capacità di politica e burocrazia di amministrare la città e che dovrebbe portare quantomeno ad un barlume di autocritica in ordine alle scelte fatte, alle progettualità elaborate ed a venire e rispetto ad uomini e capacità e competenze. In Sicilia, peggio di Agrigento, fanno solo Palermo e Trapani e ci premuriamo a sottolineare che comunque non è una giustificazione. Il mal comune, visto come mezzo gaudio, non può giustificare il baratro che fagocita giorno dopo giorno le nostre professionalità, i nostri giovani, quelli formati a nostre spese e poi inviati, benché vada al nord, ma oramai troppo spesso anche all'estero, a fare crescere a costo zero per loro l'economia dei luoghi. Eh sì, perché se già qui al sud le famiglie spendono cifre considerevoli per gli studi universitari, i master, dotando i propri figli dei migliori strumenti, questi ultimi, andando via, continuano l'emorragia economica, foraggiando il sistema produttivo dei luoghi di residenza con affitti, pagamento di imposte e spese di gestione quotidiana. Vogliamo anche sviscerare alcuni numeri che emergono dalla classifica e che sono davvero drammatici perché, ad esempio, Agrigento risulta al 108° posto per PIL pro capite, al 109° per importo pensioni, al 96° per depositi bancari, ma al 19° per i canoni di locazione e non è un primato perché sono tra i più bassi d'Italia, al 108° posto per acquisti di beni durevoli, al 93° per acquisti online, al 96° per disoccupazione giovanile e per tasso globale di occupazione, al 102° per sale cinematografiche, al 99° per bar e ristoranti, al 49° per la spesa dei viaggiatori stranieri. La classifica infatti stima che ogni turista ad Agrigento spenderebbe intorno a 262 euro contro i circa 3.700 di Venezia, quasi 1.400 di Rimini, 450 di Messina. Un dato che, seppur basso, perché è legato ad un costo della vita povero e adeguato ad un quasi inesistente tessuto produttivo ed impresa, però evidenzia le grandi potenzialità di un territorio che mostra forti carenze sotto il profilo strutturale e organizzativo. Dati sui quali, ribadiamo, è necessario riflettere e, tramite un bagno di umiltà di quanti sono chiamati ad amministrare la cosa pubblica, apportare i necessari correttivi, nella consapevolezza che se questa terra non avrà futuro per i suoi abitanti, non l'avrà neanche per chi governa.